Il tempo è scaduto, questo dicono amministratori locali, esponenti politici e cittadini comuni oggi a Torino per chiedere che si metta a un punto la questione TAV. Tra i 30.000 di Piazza Castello anche i presidenti della regione Liguria, Totti e Piemonte, Chiamparino, che dice il governo ha la responsabilità di decidere, non ci sono più alibi. L'analisi costi-benefici è stata presentata, speriamo decidano e di conseguenza noi agiremo. Se sarà sì bene, se sarà no, proporrò un referendum consultivo per chiedere l'opinione dei cittadini. Un invito che il governatore del Piemonte stende anche agli altri colleghi del nord, ma sul quale il presidente Zaia non appare del tutto convinto. Il movimento dei pari dei cittadini sanno che noi ad esempio ci siamo presentati con un programma chiaro nel 2015 che prevedeva e prevede la realizzazione della TAV e di tante altre opere che sono la Valdastico Nord, per citarne una, la Pedemontana. Pensare che da questo si debba ricorrere a un referendum dico che sarebbe anche un po' una sconfitta. Se bisogna di farlo noi lo facciamo a referendum, però è pur vero che in questa fase noi come cittadini ci siamo presi un impegno, le grandi infrastrutture servono. Referendum o meno, le grandi opere vanno portate avanti, spiega il governatore del Veneto, che auspica che all'interno dell'esecutivo si arrivi ad un accordo. Spero che anche questa volta si trovi una soluzione, perché se la soluzione è non fare le infrastrutture direi che non va bene, ma penso che questa non sia la volontà assolutamente dei leghisti e spero non sia fino in fondo neanche dei grillini.